Massimo D'Angelo, Filt e CGIL, argomenti ne abbiamo spesso affrontati sulle cooperative in particolare. Ecco, torniamo sull'argomento Eurocoop. Io racconto un pochettino a chi ci ascolta la premessa. Eurocoop è una cooperativa abbastanza grossa del Vicentino, circa 200 dipendenti, va in crisi. Prima di andare in crisi, così ha scritto lei in un documento, cede un ramo d'azienda a una cooperativa costituita da poco, la Palladio Veneto Servizi, con 5 dipendenti, e questo prima di affida, quindi conseguentemente la possibilità di girare i suoi appalti a questa piccola cooperativa, dopodiché Eurocoop chiede di essere messa in liquidazione. Conferma questa premessa intanto? Allora, la premessa la confermo, è un'operazione anomala che noi abbiamo contestato. L'affitto o il trasferimento di ramo d'azienda è legittimo, ma fatta in questa modalità è una cosa che nella pratica, nella prassi insomma, della cooperazione non è stato mai usato. Normalmente si usano e si fanno nei campi di appalto. Eurocoop questa operazione probabilmente l'ha voluta fare si dice, per salvare se stessa, la cooperativa, perché affitta la cooperativa oltretutto in crisi economica, in piena crisi economica, chiude il bilancio del 2012 nell'assemblea indetta nel 2013 con 1.500.000 euro di sbilancio. Chiede ai soci cooperatori di rifinanziare lo sbilancio, i soci cooperatori non accettano la proposta, quindi siamo di fronte ad una cooperativa ormai finita che in qualche modo doveva chiudere. Affitta il ramo d'azienda tutta la cooperativa, che poi non sono altro che i lavoratori, perché affitta i lavoratori, dove l'elemento aggiunto è l'appalto, ma l'appalto non può l'Eurocoop in qualche modo avere la sicurezza di poterlo gestire. Infatti Eurocoop muore in quella situazione dove probabilmente andrà in liquidazione con tutti i debiti, ma Eurocoop quell'operazione di per sé non l'ha salvata perché la nuova cooperativa sta perdendo gli appalti. Noi abbiamo parlato col presidente della nuova cooperativa Moscatiello, a cui abbiamo offerto la possibilità di rispondere a questi rilievi, ci ha spiegato un po' la questione dal suo punto di vista, non ha ritenuto opportuno farsi intervistare in video, quindi si deve fidare di quello che mi ha detto il signor Moscatiello, il quale dice che è vero che la cooperativa che ha affittato il ramo d'azienda dell'Eurocoop è una nuova e piccola cooperativa, ma è anche vero che ci sono stati impegni finanziari circa 300.000 euro messi, dice lui, riferisco, da un parente. Adesso non so come si possa finanziare la cooperativa tramite un parente, visto che la cooperativa dovrebbe essere cooperativa di soci, che comunque la cooperativa ha perso qualche appalto, sì, ma ne ha conservato gran parte, e soprattutto che quelli che erano i timori espressi dalla Filt CGIL nella sua persona, che non fossero mantenuti gli impegni di retribuzione con i dipendenti, li stanno rispettando. Le torna questa dichiarazione o c'è qualcosa di non preciso? Allora, noi abbiamo parlato con il presidente della nuova cooperativa. Lui ci ha sempre dato delle certezze economiche. Io non so i fonti da dove vengono, se sono fonti familiari o fonti di impresa, però ci ha sempre ai tavoli ufficiali e ufficiosi ci ha sempre dato delle certezze economiche. Secondo me è anche un imprenditore che probabilmente crede o ha creduto, crede in questa operazione, però che è un'operazione molto difficile e che sta in qualche modo gestita anche male perché noi ci troviamo, non so se per difetti tecnici, loro ci dicono difetti finanziari, ci siamo trovati nei mesi di settembre e ottobre con gravi ritardi salariali, qualche cantiere si è fermato, 4 cantieri li hanno persi, cioè nel senso che hanno la committenza preferito e è andato da altri. Abbiamo noi effettuato i campi di appalto, tra i quali l'ultimo la Sancompen, la Verraglia, che è una grande multinazionale dove c'era un cantiere con oltre 40 soci cooperatori. Ecco, la situazione ad oggi è questa. Ora, non so poi la tenuta della Vicenza Palladio, sicuramente la Vicenza Palladio era prima di diventare, insomma, di intraprendere questa strada, era una piccola
cooperativa, dalla misura camerale risulta avere fino a qualche mese fa 5 soci cooperatori, oltretutto è una società cooperativa addetta alle pulizie che non ha un'esperienza assolutamente di logistica. Ecco, questo è il dato di fatto. Quindi diciamo sostanzialmente però ad oggi gli stipendi sono pagati, alcune commesse sono state perse come si temeva, però i dipendenti in base alla legge dello Stato dovrebbero essere tutelati perché chi rileva un appalto deve rilevare anche i dipendenti se non sbaglio. Il dubbio che lei esprimeva e che esprime è che una piccola cooperativa possa far fronte a certe commesse, però anche è vero che Moscatiello mi diceva non si può impedire a chi vuole investire di poter avviare un'attività che sia funzionante, altrimenti nessuno potrebbe partire oggi se dovesse partire sempre essendo già grande. No, ma sicuramente sì. Io non metto in discussione che insomma la Vicenza Palladio si possa Palladio Veneto, la Palladio Servizi. Sì, servizi, scusa, la Palladio Veneto si possa mettere nel mercato e fare impresa, cioè nel senso che però noi in questa situazione come sindacato dobbiamo denunciare intanto l'operazione Eurocop, che è un'operazione da parte nostra che è stata illegittima, anche perché l'affitto di ramo d'azienda che era stato stipulato dal notaio, dal consiglio di amministrazione, è stato portato in assemblea in maniera anomala, non c'era in assemblea. Però consentita dalla legge, un po' una forzatura perché servirebbe in certi casi l'assemblea straordinaria, in altri casi quella ordinaria, però non è illecita da quello che capisco. Sì, no, bravissimo, è consentita dalla legge, però bisogna capire le modalità, cioè le modalità sono state delle modalità dove non hanno rispettato delle regole. Ecco, ma scusi la interrompo, la mia curiosità, però siccome stiamo seguendo come Vicenza Più da parecchio il problema delle cooperative, ecco, per me è importante che chi voglia investire per fare impresa lo faccia, ma mi torna strano, anche se apprezzabile, che una cooperativa, quindi un ingruppo di soci cooperatori, operi perché qualcuno, non i soci cooperatori, ma qualcuno mette lodevolmente 300.000 euro. È una cooperativa o un'azienda camuffata da cooperativa? Non parlo in questo caso, ma è il dubbio che viene, perché per andare avanti le cooperative dovrebbero basarsi sui lavoratori, non dovrebbero avere bisogno di qualcuno che metta a che titolo 300.000 euro. No, allora, la cooperativa, diciamo, il concetto di cooperativa che era quello di un secolo fa, quando i lavoratori per staccarsi, diciamo, dalle catene del datore di lavoro hanno deciso di mettersi insieme, andare avanti da solo, quindi far cooperazione, quindi un concetto etico, non esiste più. Cioè la cooperativa adesso sono le grandi multinazionali che si insediano nei territori e che acquisiscono gli appalti. Per vantaggi fiscali o per cosa? No, ma sicuramente alla testa c'è la committenza, perché la committenza che è Confindustria, l'industria, su questa situazione qua senz'altro ha dei vantaggi economici, perché quel metodo crea dei vantaggi, cioè un appalto che io do a condizioni magari, anche perché c'è da dire una cosa, in questa situazione ci sono 4, addirittura 5 catene, c'è la committenza, c'è la multinazionale di turno che acquisisce l'appalto, che a sua volta lo dà al consorzio, che a sua volta lo dà alle proprie cooperative e poi ci sono i soci cooperatori. Scusi, lei parlava di Confindustria, di associazioni di imprenditori. No, scusi, ecco, però è sempre questo per astrarre dal problema specifico. Di Confindustria però fanno parte anche alcune aziende private nel campo della logistica, nel campo dei servizi, che non sono cooperative e che quando parlano con noi si lamentano della concorrenza sleale delle cooperative. Non c'è un po' una contraddizione di industriali che per avere accesso a dei prezzi minori danno appalti a delle cooperative o sedicenti tali e nel frattempo altri iscritti alle associazioni industriali che lamentano la concorrenza scorretta di chi si avvale di strumenti leciti ma che nascondono situazioni di fatto un po' diverse da quelle che la legge prevedeva, quindi diciamo tra virgolette le cooperative non trasparenti per fare concorrenza a chi fa impresa sul serio. Allora, la cooperativa nasce per fare un servizio, no? Per fare un servizio a chi questo servizio non riesce a farlo. Perché io quando parlo di committenza parlo di imprenditori, di impresa, parlo di multinazionali che fanno un mestiere, no? Ora, la cooperativa in questo caso, la nostra cooperativa, nel caso del Merce, fa logistica,
movimenta pacchi e ormai la movimentazione dei pacchi avviene in qualsiasi sito, in qualsiasi fabbrica, che sia essa tessile, che sia meccanica e quant'altro. Quindi ora quel pezzo che veniva fatto dalla fabbrica viene esternalizzato. Ma viene esternalizzato a cooperative false, dice lei, finte, a discapito di aziende che non sono cooperative ma che forniscono quel servizio a costi maggiori perché magari ci aggiungono una maggiore professionalità. Allora, in questa situazione qua, se la legge del mercato è quella del ribasso, sicuramente si innesca tutto, di tutto e di più. Si innesca il malaffare, si innesca l'illegalità, si innesca il contratto diventa un optional, ecco, si innescano tutta una serie di meccanismi, cioè noi in questo settore per regolamentarlo da tutti i punti di vista abbiamo bisogno di legalità che attualmente facciamo fatica a ritrovarla, ma anche di una legalità contrattuale, attenzione. Noi siamo riusciti, ed è stata una conquista la scorsa settimana, a portare la committenza, in questo caso la Verraglia di Donigo, una grande multinazionale che fa bottiglie, e nel cambio di appalto del Palladio che perdeva, in questo caso perdeva l'appalto e subentrava un'altra, è subentrata insomma un'altra multinazionale, un'altra società, una grossa società, e noi abbiamo chiesto il rispetto, ma noi come CGIL, attenzione, abbiamo chiesto il rispetto dell'articolo 42 bis che dice che nei campi di appalto bisogna governarli nell'ambito di un tavolo di contrattazione dove vanno rispettate tutta una serie di regole, perché queste sono delle optional, vengono considerate. Un numero secco per chiudere. Oggi quanti sono i lavoratori che definiamo soci cooperatori, che poi spesso sappiamo benissimo che non sono soci cooperatori, ma sono dei lavoratori che aderiscono a cooperative di cui spesso neanche sanno leggere gli statuti perché non capiscono neanche quello che c'è scritto, non per loro incapacità, ma anche per difficoltà di lingua e per difficoltà di linguaggi legali. No, allora, non possiamo fare una considerazione, nel senso che poi c'è stata una cultura della vera cooperativa che è cambiata, è diventata tutt'altro. Noi storicamente, è un mio giudizio, storicamente possiamo ancora considerare le vecchie cooperative storiche. No? Quanti sono i lavoratori impegnati in cooperative? Sono tanti, non abbiamo un numero, ma parliamo di migliaia e migliaia di soci cooperativi. Solo nel Vicentino? Solo nel Vicentino, perché ormai tutto ciò che viene esternalizzato, appaltato, è cooperativa. Se dovesse, in base alla sua esperienza, dirci una percentuale, quanti di questi sono realmente soci cooperatori e quanti di questi sono lavoratori che pur di lavorare chiudono un occhio? No, allora, una percentuale non c'è un metodo sbagliato che bisogna cambiare, l'ho detto poc'anzi, non esiste una vera cooperativa perché non esiste una vita associativa del socio. Il socio praticamente diventa uno strumento di guadagno, io utilizzo le braccia e per il resto poi è un lavoro come un altro. Che si trova socio per caso in quella situazione là, ma non conosce assolutamente la posizione, qual è, le responsabilità, il ruolo associativo. Quasi mai i soci cooperatori che ci arrivano, e sono tanti, non conoscono qual è il ruolo, le responsabilità e anche i diritti e doveri nell'ambito della cooperativa.